Una terapia innovativa basata su una infusione cellulare in grado di evitare così il trapianto di pancreas, uno degli organi più difficili e delicati. L'azienda ospedaliera di Padova è capofila in un nuovo progetto di cura per i pazienti affetti da diabete di tipo 1. In Veneto i malati diabetici sono 280.000, di questi 16.000 hanno il diabete di tipo 1, il più grave, che spesso insorge fin dall'età pediatrica. Finora l'unica cura per i diabetici è stato il trapianto di pancreas, molto difficile visto che può provenire solo da donatori di giovane età. Ora invece, grazie ad un'infusione cellulare, si ridurranno le ospedalizzazioni e gli interventi. Il trapianto delle sole insule, cioè solo delle cellule che producono l'insulina, ha dei notevoli vantaggi rispetto al trapianto del pancreas in toto, come organo in toto, perché non è un intervento chirurgico e quindi non comporta tutte le complicanze che invece il trapianto di pancreas può avere, perché è un intervento molto importante. Inizialmente la terapia sarà dedicata agli adulti, ma si sta studiando anche per trasferirla ai pazienti in età pediatrica, un traguardo che potrebbe essere raggiunto entro il 2024. La nostra prospettiva è trovare una cura funzionale per il diabete di tipo 1 per le persone che hanno gravi complicanze ipoglicemiche, evitando così lo sviluppo delle complicanze croniche del diabete. Questi sono pazienti che possono andare incontro a cecità, amputazioni, infarti miocardici in età anche giovanile, oltre alla nefropatia che può portarli alla dialisi. Per questo progetto la Regione Veneto ha stanziato 6 milioni di euro che serviranno anche a realizzare uno spazio dedicato all'interno dell'azienda ospedaliera per lo svolgimento di queste terapie.